Costi per l'energia dai circa 960.000 euro del 2021 a quasi 2 milioni e mezzo nel 2022. È il prospetto presentato ieri al prefetto Salvatore Pasquariello da un imprenditore della provincia di Varese che si occupa della fusione di Ghisa per l'industria elettromeccanica, automobilistica, meccanica ed edilizia. Lo ha reso noto lo stesso prefetto, che oggi ha scritto al premier Mario Draghi. Una situazione paradossale, ha proseguito il prefetto, perché alla presenza di un buon livello di ordinativi e commesse si contrappongono notevoli difficoltà sia con le materie prime, a causa di aumenti di costi insostenibili e di trasporti internazionali, sia con l'acquisizione di fonti energetiche. Immediato dunque l'appello lanciato dal prefetto. L'imprenditore, ha aggiunto, su questo fronte auspica che da parte del governo possano essere da subito adottate azioni di sensibilizzazione nei confronti dei fornitori, che sono spesso grandi soggetti, in qualche caso partecipati dallo Stato. Infine, ha concluso, i fornitori potrebbero prendere in considerazione una rinegoziazione dei tempi di pagamento per permettere alle imprese di riacquisire un equilibrio finanziario. Il tema più in generale dell'energia e dei gravi rincari delle utenze è stato poi al centro questa mattina di un vertice organizzato a Villa Recalcati al quale, oltre al prefetto Pasquariello, hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, tra cui il presidente della provincia di Varese Emanuele Antonelli, e del mondo dell'imprenditoria, guidato dal presidente dell'Unione Industriali Roberto Grassi e dal numero 1 della Camera di Commercio Varesina Fabio Lunghi.